Saranno 50 i migranti che arriveranno nelle prossime ore in Veneto, sono tutti provenienti dal Caramineo, uno dei più grossi centri di accoglienza in Italia. A dirlo la prefettura di Venezia, che ha ricevuto una comunicazione dal Ministero dell'Interno, ma è anche il centro dove era scoppiata la polemica, perché proprio lì era stato accolto l'extracomunitario accusato di aver ucciso barbaramente i due coniugi nel Catanese. Insomma, tensione su tensione che rischia di degenerare. Ed intanto oggi il tour dei parlamentari veneti del Movimento 5 Stelle ha fatto tappa a Mira all'ostello a colori di Giare. Prima l'incontro dei politici con il prefetto di Venezia, durante il quale è emersa la necessità di un'accoglienza diffusa e una ridistribuzione dei migranti in tutta Europa, non solo. Nei territori è importante che tutti i comuni facciano la propria parte, come state vedendo qui a Mira, per cui un'accoglienza diffusa, piccoli gruppi, in proporzione ovviamente, come dice del tono della legge, alla popolazione del comune. 11 comuni su 44 hanno dato la disponibilità ad accogliere i migranti, ora la situazione potrebbe cambiare. Adesso è stato istituito un protocollo, una cabina di regia in cui si creano e si spingerà affinché ci siano delle quote obbligatorie rispetto a tutti i comuni. A Mira questa mattina la notizia dell'arrivo di altri profughi. Oggi arriveranno ulteriori 25 donne a Malcontenta e verranno ospitate in un albergo. Quando arriveranno anche gli altri porteranno il totale a 140 ospiti a Mira. Eh sì, perché Mira è forse uno dei pochi centri dove non ci sono mai stati problemi di sorta, tutti richiedenti protezione internazionale. Ma di tutte queste richieste il 90% è stato respinto, come ci dice il direttore della cooperativa che gestisce il centro. Attualmente una decina ha avuto risposta alla domanda di protezione inoltrata e 1 su 10 ha avuto l'accettazione, l'accoglimento della domanda, 9 l'hanno vista respinta e è una percentuale che vediamo simile a quella di altre strutture che gestiamo. Intanto da Verona arriva il monito del vescovo Giuseppe Zenti. Migranti, siamo disponibili ad affrontare il problema trovando parrocchie e spazi idonei ad ospitare 3-4 profughi o una famiglia e farli seguire dalla Caritas, dice. Ma dobbiamo considerare anche il problema della disoccupazione. Se ai tanti italiani senza lavoro fossero assicurati come migranti 35 euro al giorno, forse potremmo risolvere qualcosa.